Ben ritrovati con il tempo di un caffè. In questa puntata parliamo del caffè alla nocciola. È una delle varianti del caffè più apprezzate, tra pochissimo vedremo con Federico come si prepara, ma intanto quando, Michele, questo caffè incomincia ad essere così apprezzato anche a Napoli? Siamo alla fine degli anni 90 e Napoli è una fucina di idee e i baristi di Piazza Tresa e Trento preparano un caffè, il caffè nocciola, ed è subito successo. Sarà un po' la nocciola, sarà un po' il caffè napoletano, sta di fatto che ancora oggi il caffè nocciola è un must della caffetteria partenopea. Gli ingredienti principali del nostro caffè? Gli ingredienti ovviamente sono semplicemente due, il caffè e le noccioline. Come le lavoriamo le nocciole? Per realizzare il nostro caffè occorre realizzare una mousse alla nocciola, perché è la mousse che andrà poi a incontrare il sapore forte del caffè. Dunque il primo passaggio per realizzare la mousse è realizzare la pasta di nocciole. Quindi come facciamo? Prendiamo 75 grammi di noccioline tostate, le versiamo all'interno della campana di un robottino da cucina tritatutto e incominciamo a tritare. Quando le noccioline saranno diventate una farina, versiamo 25 centilitri di olio di semi di girasole. Continuiamo a tritare il tutto, avremo realizzato la pasta di nocciola, che è il primo step per realizzare il nostro caffè. Il secondo step per trasformarlo in mousse? Prendiamo un'ampolla, versiamo all'interno i 100 grammi del composto di pasta di nocciola, aggiungiamo 100 grammi di panna liquida da pasticceria e infine aggiungiamo 100 grammi di zucchero a velo. Con l'aiuto di un frustino mescoliamo il tutto. Dopo pochi minuti avremo realizzato la nostra mousse alla nocciola. Non ci resta quindi che assemblare il nostro caffè. Esatto, realizzata la mousse, adesso ci occupiamo di realizzare il caffè. Questa volta noi utilizziamo una macchina per capsule. Che dà una consistenza diversa al caffè rispetto alla tradizionale moka? Sì, è chiaro, perché il caffè capsule ricorda molto il caffè espresso del bar e quindi il caffè è più cremoso. Consiglio di fare un caffè un po' più lungo, perché il caffè nocciola va servito in un bicchiere particolare che noi chiamiamo la copita. Qual è il primo ingrediente che versiamo nella copita? Dunque, il primo ingrediente è la mousse di nocciola che noi abbiamo versato in questo contenitore molto elegante. Il secondo e ultimo passaggio infine è quello di versare il nostro caffè. Il caffè adesso è pronto, non ci resta che andarlo a assaggiare. Buongiorno. Buona degustazione. Non c'è posto migliore che Piazza Tresa e Trento per assaggiare questo famosissimo caffè nocciola.